Denunciato dalla Digos per apologia del fascismo, il gestore dello stabilimento Punta Canna di Sottomarina, il prefetto ordina di rimuovere i cartelli che inneggiano al ventennio, ma i frequentatori difendono l'attività. Banche Venete è iniziata alla Camera la discussione sul decreto di salvataggio, il governo difende la scelta, le opposizioni ribadiscono il no e gli azionisti tornano in strada con proteste. Una bambina di 2 anni annegata nella piscina di casa Menà di Castagnaro nella Bassa Veronese, inutili soccorsi per la piccola, non c'è stato più nulla da fare. 14 giunti ieri, 14 stamane, l'arrivo dei profughi a Porto Gruaro fa salire la tensione tra i residenti, domani sera corteo di protesta della Lega Nord. L'assassino di mia figlia merita l'ergastolo, le parole della madre di Irina, la 21enne di Conegliano uccisa al 6° mese di gravidanza dall'ex fidanzato, la difesa ha chiesto il rito abbreviato. Piazza San Marco divisa in più settori con accessi controllati è una delle misure di sicurezza previste per la festa del Redentore il 15 luglio a Venezia. È stata la prima spiaggia d'Italia a proibire il fumo in via sperimentale. Dal 2018 Bibione punta a diventare spiaggia completamente smoke free. Sport calcio, dopo aver a lungo inseguito il sogno, l'Hellas Verona riesce a portare Antonio Cassano in giallo-blu. In queste ore le visite mediche e l'ufficialità. Il talento di Bari ritroverà l'amico Pazzini, gemello del gol alla Sampdoria. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La Digos ha denunciato Gianni Scarpa, titolare della concessione per la spiaggia di Punta Canna a Sottomarina. Reazione a catena per il caso della spiaggia fascista. Oltre alle grane giudiziarie per il titolare, nella giornata di oggi si sono registrate anche durissime prese di posizione della politica nazionale. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Una denuncia, una valanga di inviti a ritirare la concessione demaniale, interrogazioni parlamentari. Il caso della spiaggia fascista a Sottomarina di Chioggia ha avuto un effetto deflagrante dopo l'articolo pubblicato da Repubblica nell'edizione di domenica. Si raccontava di quel tratto di arenile in cui vigono ordine, rigore e disciplina, dove si inneggia gli slogan fascisti e il volto del duce è replicato nei cartelli che indicano le regole della spiaggia, di cui tutti sapevano e che fino a domenica nessuno si era preoccupato di segnalare. In meno di 48 ore il caso è divenuto nazionale. Per l'eccentrico Gianni Scarpa le cose si sono fatte serie. La Digos l'ha denunciato dopo aver acquisito tutta la documentazione che verrà inoltrata alla magistratura. Il prefetto Carlo Boffi, venuto a conoscenza di quella che ha definito strabiliante stranezza, ha ordinato all'imprenditore balneare di rimuovere ogni riferimento al ventennio. In Parlamento l'eco di Playa Punta Canna ha rafforzato la discussione in corso sul disegno di legge che istituisce il reato di apologia di fascismo. Al microfono del nostro Tommaso Stoppa, 5 anni fa Gianni Scarpa si era presentato così. Io sono nero come il carbone, io sono fascista, forse questa la taglierai, ma è quello che sono. Condanno il vecchio fascismo, però adesso ci vorrebbe il nuovo, il manganello. La bufera sull'imprenditore è stata cavalcata dalla politica nazionale, che ha subito approfittato per dare addosso al Movimento 5 Stelle, che sul disegno di legge in discussione ha detto essere liberticida. A Chioggia, neanche farlo apposta, la giunta è pentastellata, eppure il vice sindaco si è trovato costretto a smentire dichiarazioni che gli sono state attribuite e che sono state lette e interpretate come una chiara volontà di sminuire il caso della spiaggia. Il fatto è stato condannato senza se e senza ma dal comune di Chioggia. No, io non ho parlato né di goliardata né di evento folcloristico, ho solo detto che finita la faccenda della spiaggia cosiddetta fascista, spero che tutte le forze dell'ordine si possano dedicare ad un problema attuale che è quello dell'abusivismo nel nostro litorale di Sottomarina e di Isola Verde. Amministrazione, questura, prefettura si stanno dando da fare per arrivare ad una conclusione. Noi attendiamo dalla prefettura e dalla questura provvedimenti sanzionatori in merito e poi gli uffici comunali e amministrativi prenderanno atto di questi provvedimenti. Ed intanto i clienti della spiaggia Punta Canna sono tutti dalla parte del titolare Gianni Scarpa, qui dicono si sta bene, tutto questo clamore è ingiustificato. Sentiamo. Abbiamo letto, abbiamo fatto un sorriso e fine, insomma, uno poi se vuole leggere, se no fa a meno. La libertà di parola mi pare che ci sia ancora, quindi... È un lunedì un po' movimentato per i clienti della spiaggia Punta Canna Sottomarina. Il giorno dopo l'articolo di Repubblica, il bagno a infastidire, il via vai dei cronisti, non alcuni cartelli con frasi che richiamano il ventennio. Tranquillo, si sta bene, non
nessuno disturba, a parte i giornalisti che vengono a fare le interviste. Siccome sto bene come bagno, a me di tutto il resto mi può far piacere, non piacere, ma io sto bene a venire qua e allora mi fa piacere anche quello che dicono su una maniera o su un'altra. Dopo io ho la mia opinione e rimango con la mia. Tutto creato, dal niente si crea qualcosa. Quindi avranno l'effetto contrario. In giro di 20 anni guardate come ha trasformato questo bagno Gianni, investendo nel suo stabilimento, portando dei comfort per i suoi clienti, perché lui ci tiene molto ai suoi clienti. Per me è diventata una più bella spiaggia di Stomarina. Spiaggia pulita e silenziosa, gazebo con vele al posto degli ombrelloni, musica in sottofondo. Il relax a Punta Canna è garantito, dicono i clienti, che difendono il titolare Gianni Scarpa nell'occhio del ciclone da 48 ore. Ha trovato qualche messaggio che l'ha disturbata personalmente? No, assolutamente. Vedo una bella spiaggia, pulita, tranquilla, mi piace. Qua di fascismo, magari di fascista, forse è il pensiero, forse politico di Gianni, che ogni tanto esterna in maniera forse un po' folcloristica. Adesso solo perché ha messo una foto di Mussolini non si può etichettare una spiaggia, perché poi il luogo lo fanno le persone. Se uno vuole viene, se no fa a meno, ma io non ci ho trovato niente di fascista onestamente, almeno per me è così. Spero che ci sia il buon senso di tutti di mettere da parte subito questa cosa che è stato pompato un caso. Infatti passo la battuta, sì, adesso vado lì, ho paura di ordinare 5 birre che magari viene un saluto romano e cosa faccio? Ordino una birra alla volta, dammi una, scusa la battuta. Ed ora l'ex Popolari Venete, l'autorità garante per la concorrenza ha dato il via libera di Intesa San Paolo per l'acquisizione degli attivi e rami d'azienda di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Intanto oggi il via alla Camera della conversione del decreto di salvataggio dei due istituti di credito. Sentiamo. Non si dice non c'erano alternative perché abbiamo rinunciato a riflettere, ma perché abbiamo scelto fondamentalmente di non accettare una conclusione drammatica che fosse di ricaduta sull'economia di un territorio tra i più importanti non solo d'Italia ma della stessa Europa. Così il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha concluso la discussione generale sul decreto per il salvataggio delle banche venete, approdato oggi alla Camera, difendendo la scelta del governo di optare per la liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza con il sostegno dello Stato e l'intervento di Banca Intesa, pur senza nascondere che si sarebbe preferita la ricapitalizzazione precauzionale adottata per MPS. Una discussione accesa, quella di oggi in aula, con le opposizioni all'attacco. Come Lega non possiamo avallare questo provvedimento, come non possiamo condividere l'intera gestione della crisi bancaria, con un governo sempre alla rincorsa, mai padrone della situazione, in uno stato di allarme costante che si trasforma in panico negli ultimi minuti, quando si rischia, come è già stato accennato, alla chiusura degli sportelli. Il provvedimento tornerà in aula domani con la votazione, 2 le ipotesi: o il decreto tornerà in commissione per esaminare l'emendamento del relatore che non era stato affrontato la scorsa settimana, o si deciderà di convertire in legge il decreto così com'è, ponendo la fiducia e rinviando ad un secondo momento le questioni rimaste ancora aperte. Tra queste in primo piano quella dei ristori per obbligazionisti ed azionisti. Se per gli obbligazionisti ante 2014 c'è la garanzia dello Stato, dalla senatrice Laura Puppato la proposta al governo di tutelare anche gli altri. Perché obiettivamente anche in questo caso abbiamo a che fare con risparmiatori che non si sono resi conto, diciamo, del rischio che correvano andando ad acquistare questo tipo di obbligazioni subordinate, e soprattutto quei risparmiatori che sono stati con i mutui baciati, è il caso più chiaro, più limpido, cioè quelli che sono stati ricattati, diciamolo, truffati per la precisione, e cioè hanno acquistato un mutuo e si sono visti costretti ad acquistare anche le azioni. Ecco, queste sono le categorie che dovrebbero essere ristorate, io credo ad una percentuale molto alta e molto vicina al 100%. Ed intanto oggi gli ex soci della Banca Popolare di Vicenza hanno portato la loro rabbia in municipio e in prefettura. Sentiamo. Nelle vigne
I fischi, gli urli, la rabbia, il blitz dei risparmiatori si consuma questa mattina improvviso come un fulmine in un ciel fosco. Venti di bufera su BPV e Veneto Banca. Il decreto salva popolari scatena la rabbia degli ex soci. Un centinaio di persone si riunisce davanti a Palazzo Trissino e quando il sindaco Achille Variati scende nell'androne gli chiedono a gran voce di prendere posizione con il governo. Lasciatela parlare! La folla dei risparmiatori rumoreggia, Achille Variati rimanda al Parlamento la decisione ultima, sarà a Montecitorio che si stabilirà se il decreto verrà convertito in legge oppure no. I video raccolti coi telefonini da chi protesta registrano le parole del sindaco che si propone di rappresentare le istanze dei cittadini. Abbiamo chiesto una lettera al governo, al suo partito di maggioranza, al PD, perché non voti questo decreto che cancella il nostro diritto di fare causa alla banca e svuota la banca. Questo decreto ci cancella il diritto costituzionale di poter vedere ristorato il danno che ci hanno fatto. Questo è inammissibile come paese democratico. I risparmiatori vogliono fatti e non parole e portano la loro protesta nell'altro palazzo istituzionale della città, la prefettura. Adesso che ci hanno tolto il diritto di far causa alla banca, dopo che i tribunali ci stavano dando ragione, la situazione diventa non solo insostenibile, ma gravissima. La situazione è gravissima, i risparmiatori a questo punto vogliono garanzie, chiedono un incontro con il governo, pretendono di avere voce e il prefetto li rassicura. Ha detto che chiamava Roma immediatamente e faceva sue le nostre istanze. A breve, se non avremo notizie, torneremo qua. L'ultimatum è lanciato, che i ministri lascino i loro palazzi, che Roma venga a Vicenza. Oggi i ministri vengono a Vicenza e ci sentono e ci ascoltano e vediamo di ottenere risultati. Il blitz finisce qui, la folla si disperde a sciami, ma la protesta non si disfa, la rabbia, la disperazione, l'indignazione compattano il popolo dei risparmiatori furiosi che non sotterrano l'ascia, vogliono andare fino in fondo a questa guerra. Ed ora la cronaca, tragedia nel primo pomeriggio di oggi nella Bassa Veronese, una bimba annega nella piscinetta di casa, aveva compiuto 2 anni lo scorso febbraio. Dramma nel primo pomeriggio a Menà di Castagnaro, nella Bassa Veronese. Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina di casa. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando con mamma e sorellina nel giardino, quando probabilmente in un momento di distrazione della donna, allontanatasi di qualche metro per accudire l'altra figlia più piccola, è caduta nella piscinetta di plastica rialzata. Appena si è resa conto di quanto stava accadendo, la mamma, disperata, ha dato l'allarme. Il primo a cercare di rianimare la piccina è stato il papà, corso subito in giardino alle grida della moglie, poi l'intervento dei sanitari del 118. Purtroppo i tentativi di rianimare la bambina sono stati vani. Sul posto anche i carabinieri di Castagnaro e del nucleo radiomobile di Legnago. Ci spostiamo ora a Portogruaro, sono 28 in totale i richiedenti asilo ospitati nella palazzina degli ex militari a Portogruaro, la rabbia dei cittadini che continuano a presidiare il quartiere. Sentiamo. Ancorché io ringrazi coloro che stanno appoggiando i sindaci, non ritengo in questo momento che la mia presenza sia rispettosa di tutti. Ripeto, ringraziando per quanto Lega sta facendo per supportare i sindaci che si trovano all'improvviso davanti a questa situazione. Così il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, ha deciso di declinare l'invito della Lega Nord, pur condividendo, ha sottolineato, l'iniziativa. Una manifestazione di protesta alla quale parteciperanno anche i cittadini che da giorni presidiano l'ingresso delle palazzine. Tra ieri e questa mattina sono arrivati 24 richiedenti asilo, scortati dalle forze dell'ordine, sono stati sistemati nella struttura in mezzo. 2 immobili sono stati murati, quindi non ci si può accedere. Per la palazzina centrale con una rete elettrosaltata è stato impedito l'accesso ai piani superiori, l'ascensore non è utilizzabile. Fra l'altro, precisa il sindaco, nei 2 piani dove sono alloggiati i migranti devono essere fatti lavori di manutenzione per quanto riguarda sia l'impianto elettrico, quello termico ed una verifica dell'impianto fognario. Il Comune di Portogruaro sarà assolutamente attento
su quello che capiterà, da un lato per garantire il controllo della situazione, dall'altro per tutelare anche le persone che potrebbero nel caso trovare alloggio all'interno di queste 3 palazzine. Per il momento non dovrebbero arrivare altri migranti, spazio non ce ne sarebbe, ma i residenti assicurano che il presidio rimarrà lì. La preoccupazione è più che altro perché è gente che non è educata, quindi prima o dopo li troveremo nudi sulla ringhiera quando passeranno i bambini a scuola, troveremo che faranno dei danni perché non possono rimanere qua tutti i giorni e notte a sorvegliare queste persone. Non è giusto così. Da capo al collo ci troviamo delle persone che non si sa da dove vengono, cosa fanno, chi sono. Preoccupati perché comunque io con il lavoro che faccio ho una mia cliente di Agna che è una manciata di chilometri da Cona e Conetta, là c'è una pista ciclopedonale simile a questa, ci sono stati diversi stupri, ok, e nessuno fa niente. L'appello è poi rivolto a tutti i cittadini perché domani in massa possono far sentire la loro voce, ne va della nostra sicurezza, tuonano ed è ora di dire basta a tutto questo, ormai questa è un'invasione senza precedenti. Ed ora andiamo a Padova, allarme sicurezza all'Arcella, è scoppiata una rissa tra stranieri, l'ennesima, sentiamo. Una notte di violenza, pestaggi, bottiglie rotte, sangue sull'asfalto, una notte di ordinaria follia all'Arcella dove l'allarme sicurezza rimane altissimo. La violenta rissa che ha coinvolto cittadini di origine africana è scoppiata tra via Annibale da Bassano e via Bernina, come racconta un residente che ci si è trovato suo malgrado in mezzo e che per motivi di sicurezza ha chiesto di non essere ripreso. Ho visto diversi neri che erano dentro qua, che urlavano, dopo ho visto 2 che correvano. In questa posizione qua l'inseguitore ha dato una bottigliata in testa all'inseguito, l'inseguito si è rialzato, è riuscito ad arrivare fino là, l'altro lo ha sgambettato e lo ha menato un'altra volta. Nel contempo qua c'era una flotta di personaggi che continuavano a urlare, a andare in questa direzione qua. Sul posto sono arrivate polizia e ambulanze, almeno 3 i feriti accertati, tutti di origine nigeriana e sotto i 30 anni, in un quartiere già difficile come l'Arcella, la paura in certe zone, in certi orari e il sentimento prevalente, mentre i cittadini si chiedono cosa aspetti il sindaco, che ha la delega alla sicurezza, ad aprire la sede della polizia locale di via Aspetti, già pronta da mesi. Siamo in pericolo, ecco. Ho paura anch'io. Qui ci vuole in questa zona. A Civico 235, a metà circa della principale arteria del quartiere, c'è l'insegna ma le finestre sono chiuse e le serrande abbassate, davanti all'ingresso erbacce e incuria. Erbacce e incuria anche in via Bernina dove è scoppiata la maxi rissa. Con un vetro grosso e dà una bottigliata in testa a quello là. Mi penso che se non l'avrà ammazzato... Era pieno di sangue sul braccio. Il braccio era pieno di sangue. Vabbè. Ho preso un po', ho detto come se è venuto addosso i vetri, adesso madonna che... E invece mi sono lavato e non avevo niente. Ed ora la cronaca da Vicenza, tentato furto in un negozio in pieno centro città. Sentiamo cosa è successo. Hanno tentato di sfondare una vetrina nel centralissimo corso Fogazzaro usando come ariete un'auto e non sarebbe la prima volta che negozi nel cuore di Vicenza vengono presi d'assalto nella stessa maniera, ma stavolta qualcosa ha fatto resistere i ladri scappati a mani vuote e caccia ai malviventi che l'altra notte hanno cercato di entrare al negozio di arredamento e articoli per la casa Maison Marguerite, gestito da Margherita Parolin. Alcuni residenti hanno avvertito 2 forti botti, i carabinieri sono stati chiamati dalla titolare che al momento di aprire il negozio si è trovata davanti il brutto spettacolo. L'assassino di mia figlia era lucido e merita l'ergastolo, sono le parole della madre di Irina Bacal, la 21enne di Conegliano al 6° mese di gravidanza uccisa dal fidanzato. La difesa ha chiesto il rito abbreviato che consentirebbe lo sconto di 1/3 della pena, ma la famiglia della ragazza chiede giustizia. Sentiamo. Non vuole sentir parlare di sconti di pena Galina Bacal, mamma di Irina, la 21enne moldava uccisa al 6° mese di gravidanza dall'ex fidanzato, lo studente 19enne Mihail Savchuk, accusato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. I difensori del ragazzo hanno chiesto il rito abbreviato, ma la mamma dalla giustizia italiana si aspetta un pronunciamento soltanto. Ergastolo per lui. Voglio la giustizia per la mia figlia. Quella male che ha fatto la mia figlia, lui deve avere ergastolo. Il carcere a vita, secondo lei, anche se è un ragazzo di 19 anni? Deve fare, se lui ha pensato a fare questa cosa,
a uccidere la sua ragazza, quella che amava, che lei lo amava, che aspettava il suo figlio. Richiesta di rito abbreviato prevedibile vista la confessione e le prove a carico di Mikhail, meno scontata l'altra carta giocata dalla difesa. C'è anche una perizia psichiatrica su questo ragazzo? No, perché lui era lucido, era premeditato, questo omicidio. Si è fatta questa idea? Che era seguita 3 mesi indietro. Quindi lui aveva pianificato tutto, certo, secondo lei? Certo. E adesso deve pagare? Pagare, ma come anche? Trovo un po' singolare che Savciuk fosse perfettamente lucido quando faceva le ricerche su come uccidere Irina, prima il giorno stesso o la mattina precedente, insomma, l'omicidio, e fosse altrettanto lucido quando ha scelto quali gioielli depredare dal corpo di Irina per poi andare a rivenderseli e giocarli per giocare appunto quei 4 denari al bingo. Quindi lei ha mai sentito la famiglia di questo ragazzo? No, neanche scusa non si è chiesto. Niente? No, una famiglia fredda. Lei li conosceva prima? Li conosceva, ma così lontano. Una famiglia strana, vi dico in faccia, strana e maleducati. Nuove disposizioni, organizzazione degli spazi a Venezia in occasione della festa del Redentore. Sentiamo. La novità sarà il contapersone nelle zone del centro di maggiore affluenza. Per la festa del Redentore Venezia mette a punto la complessa macchina organizzativa in occasione dei fuochi di sabato prossimo. Dopo i fatti di Torino le nuove disposizioni sono rigide e volte a garantire la sicurezza delle persone che normalmente si accalcano lungo il percorso fra San Marco, Zattere e Fondamenta della Giudecca. Mercoledì prossimo amministrazione, forze dell'ordine e polizia locale siederanno al tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto ed è in quella sede che saranno fissati i paletti dell'organizzazione dell'evento. Obbligatori i corridoi per consentire alla folla di defluire ma anche ai mezzi di soccorso di intervenire in tempi celeri. La mappa del Redentore sarà resa nota dalla campagna di informazione del Comune e inizierà la predisposizione antiterrorismo dei luoghi cruciali, metal detector, varchi e contapersone. Saranno divulgate tutte le misure straordinarie decise per quanto riguarda la viabilità pedonale acqua, i trasporti, i controlli di sicurezza e i varchi di accesso. E poi indicazioni strettamente riservate alle forze dell'ordine e ai soccorsi. Sono coinvolti oltre alla Questura, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale Veneziana e l'ULSS 3. Ed ora la cronaca sindacale, andiamo nel Padovano. I lavoratori della Italscale, anche oggi in sciopero, chiedono all'azienda di sapere se esiste o meno un compratore. Se non ci saranno certezze l'agitazione potrebbe continuare. Sentiamo. Con quale umore veniamo a lavorare, perché non è giusto senza essere pagati. Loro questo mese ci hanno dato solo metà di stipendio e l'altra metà non ce lo vogliono dare. Sotto il sole cocente per rivendicare il loro diritto al lavoro, seconda giornata di sciopero per i dipendenti della Italscale di Saonara. In più di 90 rischiano il posto. L'azienda attualmente è in concordato e ha annunciato che il 15 settembre chiuderà definitivamente. Siamo 100 operai, abbiamo famiglie, noi abbiamo da mantenere una famiglia, un mutuo, una casa. Come si fa? Noi chiediamo anche l'aiuto del Ministro, di qualcuno che intervenisca su questa cosa. I lavoratori chiedono di sapere se l'ipotesi di un compratore sia concreta o meno. Anche oggi c'è stato un nuovo incontro tra i sindacalisti della FIOM, CGIL e la proprietà, che ha convocato un nuovo tavolo in settimana. L'azienda è in qualche modo nella condizione precedente, okay? Sta tentando di recuperare un compratore. Hanno ipotizzato che ci sono anche delle manifestazioni di interesse, non si possono spendere con riferimento completo su questo. Certo che dicono che l'attuale situazione insomma li mette altamente in difficoltà anche con i clienti, ma logicamente bisogna anche capire che noi non possiamo fare cose diverse da queste. Intanto i lavoratori chiedono anche l'intervento delle istituzioni. Senza stipendio, dicono, non si riesce a mantenere la famiglia. Speriamo che riescono a fare qualcosa per andare avanti. I sindacati, dopo aver riunito i lavoratori, hanno deciso che andranno avanti con altri 2 giorni di sciopero.
Ed ora andiamo sul litorale. È stata la prima spiaggia d'Italia a proibire il fumo in via sperimentale sulla Battigia. Ora Bibione punta a diventare spiaggia completamente libera dal fumo. Sentiamo. Va bene per i bambini, per chi cammina, per i mossiconi certamente. Benissimo. Dovrebbero far tutti così, anche perché il fumo fa male, basta. Voci catturate sul lungomare di Bibione all'indomani dell'entrata in vigore, era l'estate del 2014, del divieto di fumare sul bagnasciuga. Ebbene, oggi, dopo una lunga sperimentazione, l'amministrazione comunale ha deciso di estendere il divieto di fumare a tutta la spiaggia. Sigarette vietate non solo dalla prima fila di ombrelloni al mare, ma sull'intero arenile, lungo tutti gli 8 km di costa e per tutta la lunghezza. Bibione dunque è pronta a diventare la prima spiaggia d'Italia completamente smoke free. Nessun intento persecutorio nei confronti dei fumatori, ribadisce il comune. Chi desidera accendersi una sigaretta lo potrà fare in zone dedicate che saranno individuate dall'amministrazione insieme agli operatori turistici. Uno studio dell'Istituto Nazionale Tumori ha evidenziato come i picchi di inquinamento prodotti dal fumo in spiaggia a circa 10 metri dal fumatore sono superiori a quelli generati dal traffico alla rotonda di ingresso alla cittadina balneare. A questo si aggiunge il danno ambientale dei mozziconi abbandonati sulla sabbia, che spesso finiscono in mare e rappresentano il 27% dei rifiuti totali. Grande festa ieri a Vittorio Veneto per l'ordinazione episcopale di Monsignor Fabio Dalcin, delegato da Papa Francesco alla guida dei due più importanti santuari d'Italia, quello di Loreto e la Basilica del Santo a Padova. Ricevi il pastorale segno del tuo ministero di pastore, abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Commozione e gioia nella cattedrale di Vittorio Veneto per l'ordinazione episcopale di Monsignor Fabio Dalcin, chiamato da Papa Francesco alla guida dei due più importanti santuari italiani, quello della Madonna di Loreto e la Basilica di Sant'Antonio a Padova. 52 anni, trevigiano di Sarmede, il nuovo arcivescovo, che preferisce ancora farsi chiamare Don Fabio, ha riferito di essersi chiesto al momento della nomina perché proprio io. Ma tra tanti sentimenti che ho visto anche riflessi sui volti di parecchi di voi, quasi di perplessità, di stupore, di meraviglia, ecco, ci sia un sentimento che prevale, che è quello della gratitudine e della riconoscenza. Monsignor Dalcin ha detto di voler essere il vescovo della misericordia, anche perché Loreto e Padova sono i santuari della misericordia. Una domenica di gioia e di festa per la diocesi di Vittorio Veneto, con la cattedrale che non è riuscita a contenere i moltissimi fedeli che hanno voluto presenziare alla suggestiva cerimonia celebrata dal cardinale Ullè e da una ventina di vescovi, e dopo la celebrazione, la festa che si ripeterà stasera a Sarmede. L'arcivescovo Dalcin farà il suo ingresso a Loreto il 2 settembre, a Padova il 22 ottobre. Ed ora lo sport, calcio, super colpo dell'Hellas Verona con l'arrivo di Antonio Cassano, il fantasista barese che aveva detto di gradire la soluzione giallo-blu, è arrivato nella città scaligera per definire gli ultimi dettagli con la società e sbrigare le visite mediche. Già in serata o al più tardi domani mattina dovrebbe raggiungere il ritiro di Primiero per aggregarsi alla squadra diretta dal tecnico Pecchia, dove incontrerà uno dei suoi partner storici, Giampaolo Pazzini, con il quale ha formato una delle coppie più prolifiche del calcio italiano con la maglia della Sampdoria. Cassano aveva rescisso il contratto con la Samp lo scorso gennaio. Ed ora l'appuntamento con la nostra programmazione serale. Dopo i TG torna 20:10, si parlerà della vicenda delle banche popolari venete. In studio Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, e Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso. E domani, alla Voce del Mattino, saranno ospiti Achille Variati, sindaco di Vicenza, ed Umberto Tirelli, oncologo. È tutto per questa edizione. In chiusura, come sempre, le previsioni del tempo per la giornata di domani. Il meteo. Arrivederci.
Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte sempre presente sul nostro paese, ma nuovo veloce peggioramento, specie sui rilievi, ma localmente anche in pianura. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo più nubi e qualche temporale sulle Alpi più settentrionali. Vediamo le temperature, le massime sono attese tra i 28 e i 36 gradi circa, minime tra 20 e 23 gradi. Che tempo farà invece sul Friuli, Venezia e Giulia? Addensamenti e locali temporali, specie nelle ore pomeridiane, sui settori centro-settentrionali in genere. Prevale il bel tempo con ampio soleggiamento altrove. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, minime tra i 21 e i 23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Cieli più nuvolosi con rovesci e anche locali temporali sulle Alpi di confine e qualcuno anche sui rilievi del Trentino. Sole e bel tempo altrove. Temperature massime sui 31-33 gradi, minime tra 20 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti saranno moderati meridionali. Dal meteo è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.